Pensiero del giorno, giovedì 19 giugno, frutto della giustizia e la pace. Gesù ci chiede un amore capace di diventare dialogo, cioè un amore che, lungi dal chiudersi orgogliosamente nella propria individualità, sappia aprirsi a tutti e collaborare con tutti gli uomini di buona volontà per costruire insieme la pace e l'unità nel mondo. Proviamo allora ad aprire gli occhi sui vicini che incontriamo, ad ammirare il bene che fanno indipendentemente dalle loro convinzioni, a sentirci solidali con loro e a incoraggiarci reciprocamente sulla via della giustizia e dell'amore. Chiara Lubich, La dottrina spirituale, Cittanuova Editrice. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz. Ciao! Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, giugno 2025. Voi stessi date loro da mangiare. Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 13.